6 punti nelle ultime 2 giornate danno respiro alla Pisana Calcio 8, quasi tramortita ma toccata nell'orgoglio dopo le 5 sconfitte consecutive. A sfidare il miglior attacco del campionato c'è l'Italia Calcio di Capitan Severini, che proprio contro il Gem è entrato nella storia della Lega arrivando a quota 100, gol nella massima serie. Benvenuti a Sport City, questa è la 25esima giornata di Serie A. A far circolare la sfera Rossi, che si è abbassato in questa fase. Serve ora Severini. Solitamente Rossi lo vediamo giocare in una posizione più avanzata, proprio alle spalle di Severini, che ora prende e calcia potentissimo, palla che finisce fuori. Rossi, fronte sinistro, il cambio di gioco, Severini sul secondo palo, Severini, De Bernardo riesce in qualche modo, appoggia lì sulla destra dove c'è un compagno. Il servizio ora per Severini che si materializza praticamente dal nulla. Poi De Michele al limite dell'area di rigore, De Michele con il destro, De Bernardo, plastico a dire di no, e Severini può propiziare il contropiede lì dalla destra, dove De Michele di solito è veramente tagliente. Ancora De Michele, il doppio passo, l'appoggio per Severini in area di rigore, la mette al centro sul secondo palo e l'Italia va in vantaggio. Il gol è stato siglato da Del Genio, l'autore del gol del vantaggio dell'Italia. Ora raccoglie il pallone con il destro, De Bernardo, spettacolare in calcio d'angolo. Pesaro ancora a cercare l'1-2, fa molta densità la retroguardia in maglia verde quando i giocatori in maglia rossa si avvicinano lì. De Michele, palla per Severini, Severini il colpo di tacco, De Bernardo, poi Severini ancora, De Bernardo lì vicino da Carnevali. Lancio profondo, un tema frequente della partita, l'aggancio praticamente impossibile di Cervini. Ma che cosa ha fatto Cervini? Il gol del pareggio della Pisana, un funambolo pazzesco, 1-1. Da questa parte dove c'è un compagno pronto a ricevere il passaggio, poi al centro prova a girarsi in qualche modo, Del Genio, De Bernardo con la manona a dire di no in calcio d'angolo. Pericolosa questa azione, 1 contro 1. Laurato a convergere verso il centro, salta via un avversario, ancora Laurato, il passaggio dove c'è Cervini lì vicino, il tiro di Cervini, la doppietta personale, un altro gol fantastico del capitano della Pisana, 2-1. Riesce a recuperare anche questa, poi il doppio passo interessante del numero 8 che oggi sta facendo di tutto, ancora Cervini che avanza, prova a fare qualsiasi cosa. Ancora Capitan Cervini, il tocco lì vicino dove c'è Laurato che con il destro ci prova. Palla che finisce fuori. In uscita qualche problema di impostazione da parte della Pisana, poi una spinta e un calcio di punizione. C'è qualche protesta ora per un vantaggio che non è stato concesso. È pronto con il destro, va Severini, il pallone che viene deviato e gol del pareggio dell'Italia quando sono passati 40 minuti. Laurato prova ad andare via da posizione impossibile, riesce, ancora Laurato, servito da Cervini, è una sentenza con il destro, Laurato, 3-2 per la Pisana, risponde subito. 20° gol stagionale per Laurato, che è ancora all'Italia avvolgente da questa parte, con Severini, De Michele, ma via molto bene De Michele, De Bernardo, in calcio d'angolo. All'Italia che ha reagito subito. Sul secondo palo aggancia Severini con il destro, palla che viene deviata e colpisce la traversa. Vibra tutto Sport City. A cercare Cervini che prova a proteggerla, a nascondere la sfera da quella parte. È complicato lì per la Pisana, poi il passaggio dove c'è Laurato che prova con una serie di finte. Con il destro Laurato, vibra il palo. La fa circolare l'Italia lì con Del Genio, poi Severini, Del Genio si butta dentro, prova a girarsi e poi Del Genio non riesce a metterla dentro da 2 passi, manca il tap-in con De Bernardo che è riuscito aggressivo sui piedi. Laurato per Cervini, il tocco corto lì vicino. Ancora Cervini, prova ad andare via di forza da solo Cervini con il destro, De Angelis la mette fuori, ancora Cervini, straordinario. Carnevali eccezionale in tutto il match, copre e fa ripartire l'azione veramente con una qualità straordinaria. Severini centralmente, Severini con il destro e il gol che il pareggio 3-3 al 48° minuto di gioco. 30° gol stagionale per Luca Severini. Rossi al limite, c'è Severini, la coordinazione Severini, De Bernardo e sulla ribattuta arriva il gol del vantaggio con Del Genio, 4-3.
Due giocatori a recuperare la sfera lì sull'angolo, poi De Bernardo ci mette una pezza, la palla rimane ancora in gioco, c'è Del Genio per Severini! 5-3 all'Italia Calcio, chiude il match. Arbitro che fischia alla fine del match, l'Italia vince una partita importantissima, 5-3 in rimonta, la Pisana non dà continuità rispetto alle 2 vittorie, 3 punti importantissimi che proiettano la squadra di Severini in una zona decisamente più tranquilla.